Antonio kommt zu spät, Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming a super Und Pele. Abgeglichen Klo und weitergespielt zu Johan Cruyff. Now Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one. Puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Nell'anteprima di Football B-Side abbiamo qui con noi un amico dell'ospite che aprirà tra pochi minuti la nuova puntata della nostra trasmissione. Siamo con Gianluca. Ciao Gianluca, ben trovato. Mi devi subito, in pochi secondi, inquadrare il nostro prossimo ospite, che sarà il primo e che aprirà la nostra puntata. Che personaggio è? Sintetico, originale, giocoliere, dinamico? Che tipologia di persona è? È una persona a 360 gradi, e tu curto su tutto praticamente. Nel senso che riesce un po' ad adeguarsi in ogni situazione che vive? In ogni situazione, sì. È una persona che conosci da molto tempo? Io lo conosco in maniera indiretta da circa 30 anni, ma in maniera personale da circa una decina d'anni. Ti ha mai deluso? Mai. Ed è stato quindi sempre fedele Sì, sul valore dell'amicizia? Sì. Benissimo. Che cosa ti piacerebbe che facesse inaspettatamente per te? Lui fa tutto quello che può per me. Addirittura, quindi è proprio un vero amico. Sì. Perfetto, ti ringrazio Gianluca, Grazie. Siamo veramente molto curiosi a questo punto di conoscere tra poco la figura del nostro primo ospite e allora a questo punto partiamo, via con la sigla. Siamo veramente curiosi a questo punto di conoscere il nuovo personaggio che ci viene a trovare in questa prima parte della nostra trasmissione Football B-Side. È con noi Antonio Foti. Ciao Antonio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Allora, diciamolo pure che in questa trasmissione si parla poco di calcio e tu di calcio ne mastichi, insomma, da parecchio tempo e cerchiamo di scoprire, quando ci viene a trovare questa figura dell'ospite, tutte quelle che possono essere le caratteristiche al di là del loro aspetto professionale. Pertanto preparati a rispondere ad alcune domande un po' particolari. Però prima ti anticipo la presenza nella nostra scenografia di due oggetti. Il primo, come vedi, molto datato, un telefono stile anni 50 che sicuramente anche tu avevi a casa. Sì, io ricordo il numero di telefono di questo apparecchio, Sì.
e il mio era attaccato al muro, quindi la Ce l'avevo cornetta, pure io così. la cornetta stava sopra Perfetto. e la rotellina era di frontale, Geniale, però geniale, bei tempi. geniale. E poi c'è quest'altro oggetto che è il mappamondo, che ispira sicuramente tanta fantasia, ma di questi due oggetti in modo particolare ne parleremo nella parte finale di questa nostra bella chiacchierata. Bene. Inizio subito a farti una prima domanda. Qual è il desiderio più profondo che sino adesso hai mai avuto? Il desiderio profondo, il sogno direi è di centrare il SEL Superenalotto, ma lì stiamo parlando dell'effimero, lì ci vuole molta fortuna. Se c'è un montepremi veramente che non fa dormire la notte nessuno. No, invece scherzi a parte, il sogno, come dire, l'obiettivo che ultimamente ho, da 5 anni e mezzo sono papà di Giulio Oh, che quindi è il vedere crescere bene Giulio, che sta facendo molto bene, all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, legge, comincia a leggere un po' tutto, le insegne. Ci sarà il primo passaggio allora tra qualche mese. Il primo mese. passaggio e ti ripeto, Giulio è la sintesi, la perfetta sintesi dei sogni, dei desideri, degli obiettivi messi insieme, perché ogni piccolo suo traguardo è anche un mio traguardo. Certo, ed è bellissimo sentire insomma la voce del papà parlarne in questa maniera così accalorata, ed è una cosa bellissima, complimenti. Allora, attenzione, temperamento, istinto, determinazione, ma i quarantenni di oggi, secondo te ne hanno abbastanza? Secondo me no, io sono molto critico anche con me stesso. Come dire, propinano dalla televisione in avanti ai giornali una quotidianità effimera, superficiale, sì, dove il niente è la cosa più importante. Dai programmi televisivi vedo veramente pochissimi. Io sono cresciuto con i documentari, ad esempio, no? Tu giravi e vedevi i documentari all'epoca di Folco Quilici. Bravo. Ma oggi difficilmente qualche canale Focus ancora ne propina qualcuno di buona. Con i canali che chiaramente sono personalizzati, con un target esattamente, preciso, specialistici, se no veramente gente che litiga in televisione senza arte né parte, che urla, che grida, che inneggia a delle cose futili, quindi non va bene, perché poi tutto quello che noi vediamo a casa, nell'intimità di casa nostra, molte persone purtroppo per grado culturale, per empatia particolare, lo fanno proprio, disconoscendo che quello insomma è un canovaccio, un teatro, no? È un teatrino, e quindi teatro. Io dico sempre, dove c'è televisione c'è sempre spesso anche un pochettino di finzione. Guarda, l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, mi credi che il Grande Fratello io sono riuscito a seguire 2 o 3 puntate della prima edizione, sì, beh, quello un per po' intenderci, tutti, perché era la novità, ma anche lì mi sono reso conto che c'era qualche cosa di artefatto, qualche cosa, e in effetti mi dicono che la Aran Endemol al suo tempo lì devi fare sapeva benissimo quello dei che doveva copioni, fare. e quindi vendono pubblicità e quant'altro. Quindi attenzione al mass media per eccellenza che è la TV, perché, e tornando alla domanda, per andare troppo fuori, ci porta fuori campo, quindi Quindi il poca nervo determinazione poca, da parte di sì, questi secondo me sì, quarantenni di oggi. secondo me sì. Ed è questa una cosa molto pericolosa, secondo Sì. me. Tu guarda l'implosione anche della famiglia, come dire, uno dei due nella famiglia sbaglia, e io associo moltissimo. Tu potrai dire, ma cosa c'entra il temperamento? Secondo me c'entra, perché avere un nervo, un carattere, un temperamento forte ti fa, come dire, reggimentare la barca in balia alle onde. E quando no? sei un po' più grandi ti permette di Chiaramente, forgiare anche quelli che ti stanno chiaramente. vicino, nel caso dei figli. Chiaramente, certo. Certo, condivido. Prossima domanda. Alla tolleranza ci si educa, non si nasce sicuramente tolleranti. Quanto noi esseri umani dobbiamo educare questo comportamento? Quanto dobbiamo studiarci ed impegnarci per essere tolleranti? Questa è una bella domanda e mi sento seduto sulla poltrona di Marzullo. Ed è difficile, è una bellissima domanda, ti ringrazio per avermela formulata. Bisogna impegnarsi tanto, bisogna allenarsi tanto, perché la tolleranza non è una cosa che tu studi nei libri.
oppure la vai a comprare, oppure vai a fare in palestra attività per sviluppare la tolleranza. La tolleranza secondo me nasce col tuo DNA, col tuo carattere e poi in base a dove tu sei cresciuto, in quale famiglia, ecco, Certo. torniamo La famiglia alla base, chiaramente perché ti poi dà la famiglia una è la linea. base per darti uno sviluppo sociologico poi per interfacciarti con gli altri, e quindi è difficile. Cosa fare? Non so darti una ricetta, la pazienza, l'abnegazione, la Ma i genitori in costanza. questo caso verso i figli hanno tolleranza? Forse anche un po' troppa. Un po' troppa, sì, un po' troppa. perché Guarda, mi rifaccio al discorso di mio figlio Giulio oggi. Sì. Io glielo dicevo, gli dicevo stamattina a Giulio che mio padre non mi avrebbe mai permesso, neanche lontanamente, di arrivare al grado di monelleria che Giulio invece stamattina ha ampiamente Quindi superato. sei tollerante. È molto tollerante, ma sbaglio. Va bene, però il cuore del papà è sempre... È un'argomentazione un po' grezza quella che sto per dirti. Io e mio figlio in 5 anni e mezzo, così come la mamma, non abbiamo mai dato un buffetto, un cazzotto, Mentre uno invece schiaffetto. forse ogni tanto... E sbaglio perché gli dico, esatto, dico sempre a me stesso, meglio che un buffetto glielo do io a mio figlio, Certo. piuttosto che poi sia il mondo a dargli il buffetto a mio figlio. Chiaro, Quindi ecco, e torniamo sempre E ai tu temi. da bambino sicuramente... Sì. Insomma, ne papà e mamma ogni ricordo. tanto qualche Sì, scappellottolo certamente. usciva. Mi hai un po' anticipato anche un'altra domanda che avevo preventivato, senza saperlo, che poi tu insomma mi ci portavi a questa domanda che sto per farti. E la domanda è la seguente: che rapporto hai vissuto con i tuoi nonni paterni e materni? Ti devo dire un rapporto bello con i nonni che ho conosciuto, e vale a dire i nonni paterni. Perché i nonni materni li ho persi subito, io ero ancora in fascia. Quindi non hai piccolissimo, vissuto... Non ho un ricordo nitido di loro. E con loro adesso Con i o sono già scomparsi? Sì, no, sono scomparsi. Sono scomparsi tutti da molti anni. Quindi fanno parte un po' dei tuoi ricordi dell'adolescenza, probabilmente. Esattamente. E ho un ricordo bello comunque dei nonni, e vedevo nel rapporto tra mio padre e i suoi genitori, quindi i miei nonni che io ho conosciuto, un rapporto veramente di grande pazienza, di grande accoglienza, di grande attenzione. Mio padre è uno che lavorava, che ne so, 15 ore, 16 ore al giorno, però riusciva a dare l'occhio alla famiglia, ai genitori anziani che stavano da soli, quindi ho questo bellissimo ricordo. Certo, erano altri tempi. Sì, il mondo è cambiato. Purtroppo erano altri tempi. Noi cinquantenni, come dire, ci ricordiamo un mondo che non esiste più, ma proprio non esiste più. Hai qualche ricordo particolare del nonno o della nonna conservato a casa materialmente? Una foto, un cappello? Qualche foto, e c'ho un bellissimo giradischi Addirittura vecchio, vecchissimo, vintage loro che è, e c'ho anche qualche 78 giri. Tu sei stato tutto, hai fatto tutto, sei stato anche, sei un grandissimo appassionato di musica. È vero, sono un direi appassionato, DJ. sono proprio un cultore anche addirittura del vinile. E pensa, io ho il 78 giri, meraviglioso. pensa. E quello è il ricordo che probabilmente non potrai mai abbandonare, certo. lo terrai Decca, sempre. mi ricordo che c'è evidentemente una casa discografica, la Decca, e c'ho questi vinili che tieni gelosamente conservati. Chiaramente. Sono contento. E passiamo adesso ai due oggetti che abbiamo qui in scena. Iniziamo proprio con il telefono. La domanda è la seguente: qual è la telefonata che avresti voluto ricevere e che non è mai arrivata? Ti devo dire la verità. Certo, ma ci mancherebbe. Che finora non è arrivata. Certo, potrebbe arrivare domani, certo, mai dire mai. Senz'altro quella di una persona non deve essere necessariamente legata al mondo del lavoro, voglio dire. Esatto, no, una persona da cui io ritengo di aver subito un torto. Sì. E siccome io già a quei tempi dico, vabbè, aspetto qui, arrivo al fiume, non dico il cadavere, dico che passa così, una telefonata, ecco la telefonata, ancora non è arrivata, però non è arrivata la telefonata, però sotto altri punti di vista, sotto altre azioni, sì, questa persona comunque, perché è palese quello che ho subito nel mio piccolo, questa persona mi ha chiesto scusa, però senza quella telefonata, che sarebbe stata veramente gradita. Si dice
al bar, no, quando siamo tra gli amici che non si aspettano le cose, invece no, certe siamo volte, umani, certe siamo volte umani. la telefonata Sì, aiuta, sì, a quel stimola. momento mi avrebbe fatto veramente molto piacere riceverla, non l'ho mai ricevuta, mi sono abituato a questa idea. La domanda è doppia perché adesso l'altra domanda sul telefono riguarda: ti è mai arrivata una telefonata che invece non avresti voluto mai ricevere? Sì, certo, purtroppo sì, e sono legate queste telefonate che ho ricevuto a dei ricordi di morte, di scomparsa. Qualche anno fa, adesso sono 16 anni, e stavo lavorando, di mattina mio padre era in ospedale, così è arrivata la telefonata di mio fratello che mi diceva di correre a Catania perché c'era un problema con papà, perché papà era morto, e quindi Purtroppo mi il spiace telefono- parlarne in una trasmissione, però No. siccome ci stiamo svuotando, Ma infatti, e ti faccio i complimenti per questa Ti bellissima ringrazio, trasmissione, perché questa trasmissione vuole fare questo, no? Sì, Svuotare sì. da parte dei nostri ospiti un po' le proprie emozioni. E passiamo al mappamondo, che probabilmente è fonte di aspettative, di emozioni. In questo caso, qual è il posto dove vorresti andare? È un posto vicinissimo. Tu già scorrendo Sì. lo hai, è a 2 ore da dove ci troviamo noi adesso. Addirittura. Io sono innamorato delle isole Eolie, ma in particolar Colpisci al modi, cuore tu, ma particolarmente di Stromboli, che è uno scoglio. Cioè io in aliscafo tutte le volte che vado, perché sono innumerevoli le Quindi volte. vai sempre. Sì, Qui sì, è un posto una, dove, due- insomma, per te Ma sai perché? Perché secondo me ogni vacanza, al di là di scoprire Ha una sua nuovi storia. posti, ti deve far sentire secondo me a casa. Ecco, lì è la seconda casa, oltre la mia zona dove io abitualmente risiedo così, lì non appena arrivo lì io ho un senso, ma proprio lo avverto, di abbandono. Sai qual è il fatto? Che noi isolani abbiamo questa esigenza di vivere proprio in un'isola. Per noi già appena superiamo lo stretto è come se non ci sentissimo a casa. Sì. Stare invece in un'altra isola, addirittura siciliana, probabilmente continuiamo questa emozione interna. C'è una canzone di Mario Venuti, Punta del Faro, Sì, che conosco, bellissima. che alla fine poi lui nei 3 minuti di canzone dice è così bello partire per poi per la gioia di ritornare, no? E quindi questo attaccamento proprio alla Ma viscerale, ci vai d'estate oppure ci vai e ci sono stato d'inverno? anche in Che ha un suo fascino bellissimo. probabilmente Ma meraviglioso. vedi lì quando vai a Stromboli, io già solo a parlarne come dire, fai un passo indietro perché è uno scoglio, ma su questo scoglio c'è così tanto da vedere. Pensa, un vulcano attivo, Certo. e noi già ci viviamo Bravo, ai piedi di un bravo. vulcano, però mentre l'Etna comunque ti assicura delle distanze, Lì no. io vivo ad Acireale e quindi lì basta che lui respira, lo è un senti, attimo, perché sì. lasciare il fuoco dall'altra parte, È vero, quindi, è vero. e quindi tutte le volte che vado a Stromboli, poi c'è la natura, perché ancora lì la gente vive in un modo compensandosi l'acqua d'inverno. È una dimensione dimensione totalmente ti ripeto, diversa. a 2 ore da casa mia, io il telefono non lo stacco per ovvi motivi, però lascio l'orologio, e lì l'orologio è il sole. Ed è veramente una bella vacanza. E Bellissimo. allora a questo punto guardiamoci proprio la clip di Stromboli, la meta preferita di Antonio Foti.
Condivido la scelta di Antonio Foti. Stromboli, così come tutte le isole eolie, sono meravigliose. Poi ci sono anche le Egadi. Io sono per esempio innamorato di Favignana, mi piace molto Pantelleria e la prossima mia meta è sicuramente Ustica. Bene, allora a questo punto, per chiudere la puntata odierna della nostra trasmissione, il nostro ospite ci deve raccontare la sua emozione con la sua canzone preferita. Qual è la tua canzone preferita? Ci sono tante canzoni preferite. Immagino. Una di queste è Estate, proprio perché io adoro questa stagione. Estate dei Negramaro. De Negramaro, bene. Estate dei Negramaro, perché stavo per dirti prima anche Luglio di Riccardo del Turco, ma siamo lì. Io amo l'estate, amo la primavera, ma l'estate... Ma questa canzone ha un ricordo particolare? Sì, mi ricordo un periodo della mia vita dove io più 20 kg fa, e non lo so, camminavo a un palmo da terra, perché comunque stavo cominciando. Certo, immagino. Questa mia piccola carriera giornalistica, quindi veramente muovevo i primi passi, e quindi la gente... Quella canzone quindi rappresenta proprio quella fascia... Sì, va ad incastonarsi in un periodo particolare della mia vita che mi ripropone dei frame. Quindi appena ti capita di risentirla, ogni volta ci sono proprio dei flash continui. Mi fermo, penso al video dei Negramaro di Giuliano Sangiorgi, e spesso la canto anche nei karaoke. Mi piace questa cosa e mi piace soprattutto la canzone. Antonio, io ti ringrazio, sei stato veritiero, d'altra parte questo è l'obiettivo della nostra trasmissione, e sei riuscito probabilmente a far conoscere l'altro lato di te stesso ai nostri telespettatori. Io ti ringrazio, perché quando ci siamo sentiti, noi abbiamo rapporti di lavoro belli, intensi, sinceri, leali, così con Ettore, avevo subito pensato ad una trasmissione sportiva, quindi anche mi ero documentato, perché tu sei un esperto di tutto il calcio, ma quello dilettantistico lo fai come nessuno. Me ne occupo a 360 te lo dico veramente gradi. come conosci i giocatori, i campi, i presidenti, i dirigenti. E quindi mi ero preparato più a quella trasmissione. Quando poi tu mi hai spiegato meglio di cosa si trattava, nel dubbio io non ho visto le altre puntate, ma lo farò. Certo. Sono io che ringrazio te, perché Figurati, è stato un piacere. in questo quarto d'ora mi hai emozionato più di una volta, quindi grazie, perché mi hai fatto veramente vibrare le corde del cuore. Grazie, sono io che ringrazio te. Il piacere è stato anche nostro. Ti ringrazio Antonio Foti. Allora a questo punto guardiamoci la canzone, appunto la sua preferita, la canzone Estate dei Negramaro. In bilico tra santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Sciorei, sciorei. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Sciorei, sciorei. In bilico tra santi che non pagano, e intanto il tempo passa e passerà. Come sai tu, in bilico è
La canzone dei Negramaro intitolata Estate, che chiudeva l'ospitata del nostro amico Antonio. Adesso abbiamo qui con noi invece Giuseppe, che ci fa da apripista al prossimo ospite che vedremo poi subito dopo la pubblicità. Ciao Giuseppe, ben trovato. Buonasera a tutti. Questo tuo amico che in questo momento ci devi raccontare, che personaggio è? È un personaggio poliedrico? Intanto da quanto tempo vi conoscete? Diciamo che, non so, almeno 7-8 anni, ma anche di più. Questo mio amico lo conosco anche perché io ho un'età differente e si sa, quando si è più piccoli diciamo che si guarda molto con un occhio diverso quelli più grandi. È vero. E diciamo che io già lo conoscevo ancora prima che lui conoscesse me, mano a mano. E adesso siete diventati amici? Adesso siamo diventati sicuramente amici e collaboriamo qualche... anche lavorativamente parlando. E secondo me avrai qualche sassolino da toglierti. Forse. E dai, dicene uno almeno. Ma posso già dire anche il nome? No, il nome non no, posso dire il assolutamente. nome, no. E niente, il sassolino alla scarpa che mi devo togliere già lui lo sa, ma non voglio essere diretto anche perché stiamo parlando di cose futili, stiamo parlando di gioco, se così si può chiamare, cioè di calcio. Cioè doveva avere un altro atteggiamento. E invece ne ha avuto uno totalmente diverso. Uno totalmente diverso, ma più che altro è stato un po' brutto il modo come mi ha liquidato. Non è che è stato... Ha capito? Ecco, questo è il discorso. Vabbè, però siete diventati amici e adesso è tutto passato. No, ma non è successo niente nemmeno in quel momento. Le discussioni nascono e muoiono lì sul momento una volta che poi uno si chiarisce. Adesso collaboriamo anche lavorativamente parlando, andiamo abbastanza d'accordo, è una persona che stimo ed è una persona da cui apprendo molto poiché lo reputo un leader. Senti, per chiudere, ma questo tuo amico ti ha mai fatto qualcosa che però sotto sotto poteva evitarla? No, qualcosa che poteva evitarla no, perché cioè, lo reputo una persona abbastanza giusta. Se poi in base a in quale campo parliamo. Certo. Se parliamo nel campo umano non ha mai sbagliato e non credo lo farà mai, anche perché c'è stima e reciproca. È una persona positiva. Sì, è una persona positiva. Ovviamente si sa, a noi ci accomuna molto il calcio. Il calcio è un mondo fatto così, oggi ci sei, domani non ci sei. Certo. E quindi inutile parlare, tra virgolette, di Ci hai di messo quello che è dentro successo. tanta curiosità. Ti ringrazio Giuseppe per averci presentato questo prossimo ospite, complimenti ancora. E allora subito dopo la pubblicità, amici che seguite la nostra trasmissione, non cambiate canale perché conosceremo il secondo ospite della puntata odierna di Football B-Side. Galden, la nobiltà dell'acqua.
Poc'anzi Giuseppe ci ha dato modo di conoscere il nostro ospite della puntata odierna di Football Beside. Siamo veramente curiosi di affrontare con lui tante storie, tante emozioni. Ve lo presento subito, lui è Nicola Basile. Ciao Nicola, ben trovato. Ciao, grazie a voi, buonasera a tutti. Allora Nicola, partiamo da un punto fondamentale, lo ricordo sempre ai nostri ospiti, non parliamo di calcio. E che ne sa di calcio? Non è vero, tu il calcio lo conosci molto bene, però in questa sede volutamente non parliamo di calcio perché questa trasmissione nasce con l'intento di far capire che figura è in questo caso Nicola Basile, che personalità ha e soprattutto anche i propri sogni, le proprie aspirazioni, ok? Allora, subito ti faccio vedere due protagonisti anche della nostra trasmissione, un telefono decisamente datato anni 50 e poi il mappamondo che è fonte un po' di sogni e di aspirazioni. Però ci saranno tante altre domande che adesso tra poco ti vado a formulare, cercando di tirare fuori anche il tuo modo di essere, perché poi in campo si è in una maniera, nella vita quotidiana probabilmente un po' tutti siamo un po' diversi. Totalmente diversi in alcuni momenti. Allora, tra sole, mare, montagna, collina, città, qual è il posto che ti fa riflettere e riposare di più? Il mare. Il mare, Il mare. diretto. Il mare. Attenzione perché quando vai a mare però, i bambini, il pallone, la sabbia... Ed è proprio lì, quando io ritrovo H24 la mia famiglia mi rilasso, anche se sono dietro a loro. Ora grazie a Dio è arrivata la terzagenita, quindi tre bambine femmine. Che giustamente vorranno andare solo al mare. Assolutamente sì, come papà. Pertanto il mare, che generalmente non è il posto ideale per riposarsi, no? Perché poi devi stare attento ai bambini che sono sulla spiaggia, ai giochi da far fare ai bambini, è poco rilassante, però è anche vero che è fonte di allegria. Ed è fonte di... Sì, per me stavo dicendo proprio questo, è fonte di allegria ed è il momento in cui stacco la spina lavorativamente parlando, quindi le abitudini giornaliere e il fatto di stare insieme a loro mi ricarica. Ma questa vacanza al mare era una vacanza che insomma vivevi anche tu da bambino? Cioè quando eri più piccolo anche tu amavi andare al mare? Sì, anche i miei genitori amavano molto portarci al mare, forse è una cosa che mi hanno tramandato, diciamo, loro. Che tu stai trasferendo anche verso i tuoi figli. Sì, ma anche perché i miei figli non vedono l'ora che, infatti, queste giornate grigie li rattristisce un po', perché dice ma allora ancora non è arrivato il momento di andare al mare, perché hanno sentito della vacanza. Quindi tutti pronti per questa nuova avventura sul mare. Diciamo che il mare a noi, a me, non la mia famiglia, ci rilassa molto, anche se è molto impegnativa con tre bambini. Assolutamente, assolutamente. Senti Nicola, qual è il tuo lato più divertente? Tutti abbiamo un lato divertente e un lato triste. Qual è il tuo lato invece divertente? Beh, il lato divertente è so stare in armonia con la maggior parte delle persone. Ti adegui? Mi adeguo e cerco di capire prima magari di entrare in alcune discussioni o cose varie. Sicuramente ti sarai pure arrabbiato quando invece dall'altra parte non c'è disponibilità a ricevere anche il tuo modo di essere. No, quello no. Ah, no? Quello no, perché io sono una persona che lascia molto fare, è una persona che poi magari riflette per come agire con determinate persone. Ho capito. Mentre invece il lato più oscuro, quello che magari non riesci a far vedere alle persone che frequenti quasi quotidianamente? Allora, diciamo che molte volte sono un libro aperto, perché l'espressione, anche già del volto, chi mi conosce sì, magari chi non mi conosce non do modo di capire qual è il mio stato d'animo in quel momento, però il mio lato magari non oscuro, ma il mio lato non... meno appariscente forse. Sì, è non saprei definirlo, però ce l'ho, ma non lo so definire, ma comunque è sempre una cosa che nascondo molto bene
e non faccio apparire in quel momento. Poi cioè, magari controlli bene il tuo quello stato d'animo in quel essere. momento, però magari poi dopo glielo lascio a capire. E magari poi chi ti conosce sa benissimo che probabilmente non era quello, ma era un altro. Assolutamente il Nicola in sì, questione. sì. Senti, è innaturale secondo te l'amore tra uomo-uomo oppure donna-donna? Perché adesso c'è un discutere notevole. Allora, dal punto di vista, se ti devo dire se è naturale, penso proprio di no. Ma che dal momento in cui due persone che siano dello stesso sesso si amano, perché si amano, e diventa un amore il sentimento vero, dell'amore unisce lo stesso. E allora secondo me sì, e bisogna anche apprezzare queste persone che nel mondo di oggi, visto quello che succede, hanno il coraggio di uscire fuori dalle routine e di dirlo. Non trovo naturale la trasmissione che ho visto sulle Iene, una mamma che rinega la propria figlia su questo. Questa è la cosa più brutta. Assolutamente. Anche perché poi i genitori sono importanti anche per il vivere, tra virgolette, diverso, ma la parola è assolutamente, magari forse fuori luogo, da parte soprattutto di una figlia o di un figlio. Sì, no, io non mi sento di giudicare nessuno, né tantomeno loro, anzi apprezzo quelli che escono allo scoperto e hanno il coraggio di dire che amano una persona dello stesso sesso. Mi piace, Nicola, questo tuo modo di essere molto chiaro, diretto, anche con le idee ben precise, perché sai, spesso e volentieri anche una parte di giovani non è facilmente predisposta ad accettare questa tipologia di rapporto. Quindi questa tua apertura, forse proprio perché sei già papà, questo incide. Ecco. Come collochi la figura di Dio nella tua vita? A tratti. La colloco... Non con continuità. Non con continuità. Ma per scelta o per insegnamento? Allora, no. Insegnamento, usciamo tutti, almeno dalle nostre parti, da famiglie cattoliche. Certo. No? E quindi ti portano a fare il percorso del catechismo, i sacramenti e quant'altro. Però poi c'è un cambiamento, c'è una scelta poi. Il mio cambiamento c'è stato, però non è stato profondo. E infatti ho detto a tratti mi dedico a Dio, parlo anche se ha dentro di me pensieri, però molto a tratti. E questa cosa qui ti fa male? Vorresti approfondire questo rapporto con il tuo Dio, oppure la vivi in questo momento forse preso da tante altre cose in maniera marginale? No, non la vivo in un modo marginale, ma forse quello che ci allontana più da Dio, apriremo un argomento che sarebbe... Immagino. Io non credo alla Chiesa. Ah, ho capito. Chiesa come istituzione. Chiesa come istituzione. Mentre invece la figura di Dio la percepisci. Sì, assolutamente. Ecco, quindi se magari metto la Chiesa in primo piano, magari mi porta ad allontanarmi a quello ho capito. Però se poi quando uno deve fare delle riflessioni, e ne faccio parecchie durante il giorno anche, Dio lo metto sempre quasi al primo posto. Come punto di riferimento. Assolutamente. Della tua quotidianità proprio. Sì, infatti sono molto felice che mia figlia fa la seconda elementare e mi parla delle cose di Gesù, di Dio, mi sta iniziando a capire come il percorso, e ne sono veramente felice. Bene, e passiamo ai nostri due oggetti di scena che ti ho già presentato. Abbiamo detto un telefono e un mappamondo. Il telefono è importante, è stato sempre importante nella vita di tutti noi, soprattutto in quest'ultimo periodo. È mai arrivata quella telefonata che attendevi da tanto tempo? E non parlo solo dal punto di vista professionale, in genere. Mi auguro che debba arrivare. Ah, quindi in prospettiva. Sì, però devo dire che io a livello lavorativo mi sento una persona molto fortunata, perché faccio un lavoro che mi piace, un lavoro che alla fine mi fa stare bene la mia famiglia. Quindi
però uno magari, come dicevi tu, i sogni non finiscono mai. E non debbono finire mai, quindi, non debbono finire mai. Mi auguro che questa telefonata ancora arrivi presto, ancora deve arrivare. Però io credo che deve ricevere, e purtroppo riceve, una telefonata invece che non avresti voluto che arrivasse. A te è arrivata questa telefonata che insomma sarebbe stato ideale non arrivasse mai? Sì, purtroppo sì, è arrivata legata a un fatto particolare. Ce ne vuoi parlare? Sì, è stato 16 anni fa, mio padre ha avuto un ictus ed è più che una telefonata, è stata una citofonata. Sì. Al momento della citofonata io ho avvertito già qualcosa che non andava. Il segnale su mio padre che non andava, pur mio padre era uno sano, infatti al citofono ho risposto e gli ho detto cosa è successo a mio padre, senza che ancora dall'altra parte mi avessero... Sì, questa cosa mi ha segnato molto. Mio papà è ancora qui con noi, naturalmente non al 100%, certo, anzi, immagino. Assolutamente, quasi tutto bloccato dal lato destro, il linguaggio, gli ha lasciato un bel segno, però è con noi. Quindi è stata una telefonata drammatica. Assolutamente, quella è la telefonata più brutta che non volevo che arrivasse mai, immagino. Come tutti noi. Immagino. Sicuramente quella è la telefonata che non mi aspettavo mai. Ecco, questa è la nostra trasmissione, questa è Football B-Side. Questa trasmissione cerca veramente di tirare fuori quelle che sono le emozioni da parte dei protagonisti dello sport, che spesso e volentieri vengono soltanto conosciuti inseguendo una palla. Inseguiamo un'altra palla, quella del mappamondo. Cambiamo totalmente tema alla nostra trasmissione. Il mappamondo è, in questo caso, emozioni, viaggi, compagnie, allegrie che spesso e volentieri si hanno proprio quando uno affronta un viaggio. Qual è il viaggio che ti piacerebbe fare? Io i viaggi che ho fatto più belli li ho fatti insieme alla mia famiglia. Mia moglie oggi, prima era la mia compagna, abbiamo viaggiato molto, però un posto dove ritornerei molto volentieri e visiterei bene bene è la mia città natale. Cioè? Che è il Francoforte in Germania. In Germania, sì. Dove io mi sento dentro qualcosa come ci devo ritornare. Ho capito. Come un richiamo. C'è un feeling nascosto, un filo che ti porta verso... Infatti mia mamma su alcuni atteggiamenti miei mi dice tu sembri più un figlio di un tedesco che... Beh, un po' il carattere si forma anche poi, avrai vissuto un po' di anni. Fino a 6 anni ho fatto, quindi fino alla prima indirettamente hai ancora delle immagini. Sì. E allora a questo punto guardiamoci questa bella clip dedicata a Francoforte, una delle città tedesche più belle sicuramente in Europa. Dream, believe in strength. Now I'm the only
Complimenti, perché la Germania è uno stato meraviglioso, organizzatissimo, e le sue città ricostruite tra l'altro dopo la guerra sono veramente meravigliose, sono uniche. La New York d'Europa per i suoi palazzi, la sua importanza a livello dell'economia europea è tanta e fa sì che sia una città che splende giorno Insomma, dopo il giorno. Assolutamente Assolutamente, sarà proprio questa bella città. Sì, sì, E ci porterai tutta la famiglia. Sì, gliel'ho promesso a mia moglie e ci andremo, ma forse anche quest'estate, dopo il mare. Bene, complimenti. E allora adesso, per chiudere la nostra puntata, lo facciamo come al solito con una canzone. Tutti noi abbiamo una canzone preferita, la tua è? A mano. Di Riccardo Cocciante, oppure la versione di Rino Gaetano? Di Rino Gaetano, sì, la è un po' versione diversa, un po' più rock. Più bella. Molto più. Sì. Cosa ti lega a questa canzone? Mi lega tutto, la famiglia e poi, tra virgolette, la passione che abbiamo nel calcio, il costruire a mano, piano piano, nel nostro giardino può crescere un fiore ovunque, ecco. In poche parole, le parole di questa canzone sono servite per costruire un po' il tuo percorso anche professionale. Sì. E quindi sì. quando l'ascolti la immagini in una maniera diversa rispetto a chi magari l'ascolta in radio in maniera fugace. Sì, a me mi tocca tanto e mi ricorda i miei piccoli percorsi durante la vita. Bene, complimenti, la scelta è azzeccata. Nicola, io ti ringrazio perché Grazie a sei voi. stato vero, semplice e soprattutto ti sei raccontato, che è un po' il tema della nostra trasmissione. Sì, vero, mi è piaciuta tanto, ci siamo un po' raccontati e liberati. E ti ringrazio e complimenti a voi per la trasmissione. Grazie a Nicola, e allora guardiamoci questa bella videocanzone appunto di Nicola Basile intitolata A mano, ma non nella versione di Riccardo Cocciante, bensì quella di Rino Gaetano. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore. E a mano vedrai che nel tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato da te. Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno
un cavallo di battaglia di Riccardo Cocciante, ma anche un grande successo di Rino Gaetano, un classico insomma della musica leggera italiana, la canzone A mano, la canzone preferita di Nicola Basile. Chiudiamo qui la puntata odierna di Football Beside. Noi ci vediamo la prossima settimana.